Telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty che parla solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico. Siamo in diretta sul canale 78 appunto di Gold 78 tutte le domeniche a partire dalle 18:30 sino alle 20:30, sottolineando tra l'altro che dalle 20 alle 20:30 va in onda come al solito la rubrica curata dalla redazione di Penalty che racconta in questa occasione la Champions League, sarà la quarta puntata. Chiaramente parliamo di risultati, classifiche e commenti del calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Voglio sottolineare naturalmente anche la possibilità di seguire la replica il lunedì sera a partire dalle 23:30 e in replica anche alle 20:30 sul canale 114 di Persona TV per quanto riguarda tutta la costa ionica. Siamo anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Tortorici Ettore. Vado subito a presentare i nostri ospiti di questa 16ª puntata. Andiamo subito a salutare il mister dell'Aci Sant'Antonio, campionato di promozione, Alfio Torrisi. Ben trovato Alfio. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Un po' più di contentezza, hai vinto la partita, stai racimolando sempre più punti in prospettiva del primo posto, anche se chiaramente sappiamo benissimo che in questo momento è un campionato un po' in salita. Dobbiamo cercare di fare quanto più punti possibile, a prescindere dal primo posto o meno, e poi tireremo le somme alla fine. Benissimo, ottimismo dunque in casa Aci Sant'Antonio. Invece c'è grande ottimismo e soprattutto grande felicità in casa Valdinisi, perché noi questa sera abbiamo il piacere di ospitare il presidente del Valdinisi, ovvero Ciccio Basile. Buonasera presidente, ben trovato, complimenti, anche se ancora chiaramente insomma ufficialmente siete ancora in prima categoria. La matematica sta per arrivare però, Ci vuole un po' ancora. Intanto vi ringrazio per l'invito alla trasmissione e speriamo a fine campionato di festeggiare, di poter festeggiare. Benissimo, adesso ci racconterà anche quali saranno i progetti di questo Valdinisi, perché insomma nell'ambiente se ne parla in maniera straordinaria, state facendo un campionato bellissimo e quindi secondo me state già buttando le basi per la prossima stagione che sarà molto più impegnativa. Sicuramente non sarà lo stesso campionato che abbiamo fatto quest'anno, ma noi già da adesso, come abbiamo fatto in tutti gli anni precedenti, cerchiamo di programmare al meglio quelle che saranno, diciamo, le nostre prospettive future. Già ci stiamo iniziando anche a pensare a cosa servirà per iniziare il campionato l'anno prossimo, speriamo in promozione. Perfetto, bene, non parla ancora di promozione, ma i punti di distacco dalla seconda sono tantissimi, ma è giusto che sia così, perché effettivamente soltanto il campo può dare poi alla fine il risultato finale. Guardiamo invece subito per iniziare i risultati del campionato di Serie D. Oggi si è giocata l'8ª giornata di ritorno, oggi domenica 24 febbraio. Eccolo qua il tabellino: Bari Aciriale 1-1, San Cataldese batte Castrovillari 3-0, Rotonda batte Città di Messina 4-2, Roccella Gela 0-0, Igea Virtus batte Marsala 1-0, Messina batte Locri 2-1, Troina e Palmese 1-1, Nocerina Portici 1-1 e infine vittoria della Turris sulla Cittanovese per 1-0. Chiaramente spicca notevolmente questo bel pareggio in casa barese di uno squadrone acese che sta furoreggiando da un paio di settimane, ennesimo risultato positivo. Andare a pareggiare Bari non è mai facile, una classifica che a questo punto insomma sorride a tutti gli acesi. Guardiamoli insieme, una classifica che vede sempre in testa chiaramente il Bari con 59 punti, 50 la Turris, 40 punti per la Ciriale, 37 per Marsala, Gela, Cittanovese, Portici, 34 punti per il Castrovillari, 33 punti per la Palmese insieme alla Nocerina e il Troina, 28 per il Messina, 27 per il Città di Messina e la San Cataldese, 26 per Locri e Roccella, 20 punti per il Rotonda ed infine 19 punti fanalino di coda per l'Igea Virtus. Anche la prossima settimana sarà una domenica abbastanza interlocutoria, perché soprattutto ad Aciriale si vivrà un altro big match, perché si giocherà contro la seconda in classifica, la Turris. Ma guardiamo il tabellino completo: si giocherà per l'occasione domenica prossima, domenica 3 marzo, questi gli incontri: Città di Messina Bari, Castrovillari Cittanovese, Locri Marsala, Gela Messina, Nocerina Roccella, Portici Rotonda, Palmese San Cataldese, Igea Virtus Troina, Aciriale Turris.
Ed è proprio su questo incontro che voglio insomma parlare anche con i nostri ospiti. Iniziamo con Alfio. Sarà una partita da prendere con insomma le spille, perché non bisogna pungersi, ma nel frattempo cercare di vincere il big match con la Turris. Come pensi si preparerà tutta Ciriale per questo big match, Alfio? Ma deve prepararsi secondo me in un modo importante, perché fino a qualche mese addietro non era assolutamente pensabile che la Ciriale giocasse una partita con la Turris in questa posizione di classifica. Meriti a Romano che ha preso la squadra in una situazione di classifica deficitaria, dici bene Alfio, e l'ha portata in una classifica importante. Si incontrano due squadre che entrambe paradossalmente nell'ultimo periodo hanno fermato il Bari. La Turris ha vinto in casa col Bari e la Ciriale ha pareggiato, quindi la Ciriale è una piazza che di queste partite penso che ci è abituata a giocarle, a farle. Il pubblico è un pubblico che secondo me è adatto per queste partite e quindi sarà una partita all'insegna. È un pubblico che ha fame di questi big match, diciamolo pure Alfio. Ma è un pubblico che è stato abituato a fare queste partite, a giocare queste, quindi sono contento per la Ciriale che sta facendo finalmente, dopo tanti periodi bui, è riuscito a trovare una serenità quantomeno in questo momento a livello sportivo. È vero, perché sta facendo cose veramente importanti e quindi non si possono... Vedremo cosa succederà, ci sarà sicuramente il Tupparello stracolmo che inciterà ancora una volta la squadra di Romano. Le due squadre messinesi, Presidente, in questo momento sono in una situazione certamente non positiva. Parliamo del Messina che oggi comunque ha vinto una partita importantissima, ma parliamo anche del Città di Messina che purtroppo insomma torna con una sconfitta a casa per 4-2 contro il Rotonda. Riuscirà il Città di Messina secondo lei insomma a salvare una categoria che ha stravinto lo scorso anno il campionato d'eccellenza, quest'anno ha pagato in alcuni momenti lo scotto del passaggio di categoria, sembrava insomma di aver recuperato, partita un po' male diciamo, poi ha avuto adesso sta un po' di nuovo soffrendo, o sbaglio? Sta soffrendo di nuovo, sì, infatti ultimamente magari ha pareggiato delle partite che secondo me avrebbe dovuto vincere per togliersi completamente diciamo da quella zona che ancora non è proprio tanto tranquilla per quanto riguarda il Città di Messina. Il Messina ha fatto la stessa cosa, diciamo una piazza come Messina, già avere due squadre diciamo, nella stessa categoria, diciamo forse sarebbe stato meglio, dico magari farne una e puntare magari sicuramente a traguardi più ambiziosi. C'è anche l'Igea Virtus che sta soffrendo quest'anno, sì, sta soffrendo molto, anche se ultimamente ha fatto qualche risultato in più, però troppi, sono tanti, troppi, ormai sono tanti, sarà difficile. Io spero perché che il Città di Messina comunque riesca insieme al Messina, perché ormai diciamo che si riescono a salvarsi e magari chissà un altro anno magari riuscire a costruire un qualcosa di più importante anche per dare alla città un po' di calcio di quello che anche meriterebbe. Se io credo diciamo. che per la Serie D sarebbe logico insomma unire un po' le forze e fare un unico riferimento. Certo, magari non so se è d'accordo almeno andare in Lega Pro, dico, partire da lì, anche perché Messina è una piazza che non merita sicuramente di stare in quella categoria. È vero. Minimo, non voglio esagerare, minimo una Lega Pro per una città come Messina, che va anche stretta, anche perché io penso che la categoria più giusta, che è stato abituato anche a Serie una A, Serie A importante, ad una tanti Serie B da anni. protagonista. Esatto, ma la Serie B diciamo una città come ma Messina, diciamo pure anche che sono molte le squadre che soffrono, certo. Perché la realtà della Serie D è facile a dirla, però poi bisogna valorizzarla con uomini tecnici, staff organizzativo e soprattutto dei budget considerevoli, perché ormai la Serie D è diventata quasi una Lega Pro, perché l'impegno da parte sia dei giocatori che magari della dirigenza ci saranno delle squadre che in Serie D spendono più di quelli che spendono in Lega Pro, soprattutto quelli che diciamo lottano per qualcosa, sicuramente hanno dei costi maggiori rispetto a quello della Lega Pro. Hanno dei costi anche considerevoli due campionati di eccellenza che in modo particolare quest'anno hanno regalato tantissime emozioni sia nel girone A che nel girone B.
nel girone A in modo particolare con 3 società, mentre nel girone B sanno tutti che sono più di 3 le società che ambiscono alla vittoria finale. Parliamo subito del girone A e parliamo chiaramente di un terzetto importante, Licata, Città di Sant'Agata e anche il Canicattì, che tra l'altro ha vinto anche la Coppa riservata appunto alla categoria di eccellenza. Subito il tabellino di questa 8ª giornata di ritorno. Oggi si sono giocati questi incontri. Castelbuono-Cus Palermo è stato rinviato, così come molte partite giocate nel Palermitano e nel Siracusano. Canicattì batte Partinico Audace 2-0, Licata batte Castellammare 2-0, Parmonval batte Dattilo Noir 1-0, Città di Sant'Agata batte Geraci 2-1, Nuova Caccamo batte Alba Alcamo 2-1, vittoria del Pro Favara contro il Mussomeli per 4-2 ed infine Mazzara batte Sport Club Marsala per 3-0. Ho già anticipato che queste 3 squadre ormai stanno letteralmente dominando questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica e da più parti ormai si individua nel Licata il potenziale gruppo vincente appunto di questo girone. Licata in testa con 61 punti, 55 per il Canicattì, 48 per il Città di Sant'Agata, 40 per Parmonval e Mazzara insieme al Dattilo Noir, 34 per il Pro Favara, 32 per il Geraci, 29 per Alba Alcamo, 28 Castellammare, 26 Mussomeli, 20 Marsala, Nuova Caccamo con 18 punti, 17 il Cus Palermo, 11 per il Partinico Audace, chiude la classifica il Castelbuono con 6 punti. Attenzione, attenzione, perché si torna in campo mercoledì, quindi insomma le squadre hanno giusto il tempo di ricaricare un po' le batterie e poi ritornare a battagliarsi in campo. Si giocherà mercoledì la giornata numero 9 e questi gli incontri che si disputeranno. Sport Club Marsala Alba Alcamo, Pro Favara Canicattì, Dattilo Noir Città di Sant'Agata, Geraci Licata, Castellammare Mazzara, Mussomeli Parmonval, Cus Palermo Partinico Audace ed infine Nuova Caccamo contro il Castelbuono. Allora, iniziamo subito a parlare di questo Licata. Voglio sentire un po' il tuo parere, se hai avuto modo anche di vederlo in campo giocare, Alfio. Un Licata di Campanella che sin dalla prima giornata, non dico che ha dettato legge, perché insomma il Canicattì sino a qualche settimana fa era a ridosso del primo posto, adesso i punti di distacco sono un po' di più. Non credo che il Canicattì abbia mollato, io credo che abbia soprattutto allungato il Licata. Ma guarda, io penso che non sia solo un discorso di quest'anno, perché il Licata già l'anno scorso, quando ha preso Campanella a campionato in corso, era una squadra che stava lottando per vincere, ha vinto la Coppa Italia a Troina, quindi c'è un percorso, un continuo a quello dell'anno scorso. Io penso che questo campionato lo vincerà alla fine il Licata di Campanella, meritandolo, perché alla fine ha avuto un rullo di marcia veramente impressionante. Secondo me ha fatto troppo bene il Licata e non ha fatto male il Canicattì. È vero, è vero. C'è da dare i meriti quando ci sono questi risultati. Non dimenticando neanche il Città di Sant'Agata. Sicuramente, però dico, anche se un po' più distaccato, penso che alla fine il Licata lo vincerà, lo merita, perché c'è una società importante, un tecnico che ha un curriculum, non per caso ha vinto tanti campionati, quindi alla fine sono convinto che il Licata la spunterà tranquillamente. Il Canicattì deve guardare naturalmente la classifica, perché un secondo posto con il 13 punti in questo momento dalla quinta permetterebbe di fare la finale playoff direttamente. Già ha anche vinto la Coppa, quindi diciamo che è una squadra che è un passo dall'eccellenza. È un campionato vincente, nulla da dire. Abbiamo proprio l'immagine del Canicattì in questo momento. Presidente Basile, il Canicattì giustamente ha ancora la potenzialità di vincere il girone, ha sempre la Coppa comunque come carta di riserva, però la Coppa sappiamo benissimo ha un percorso lunghissimo e probabilmente anche impegnativo con altre realtà nazionali. Certo. Vincere la Coppa vuol dire andare in Serie D, ma vincere la Coppa non vuol dire farlo sicuro. Certo. Un percorso è difficile sicuramente, poi si andranno a incontrare delle realtà comunque anche molto, molto importanti, anche se il Canicattì comunque è una squadra che sin dall'inizio è stata costruita comunque per lottare magari su più fronti. Sì. Hanno vinto ora la Coppa, ma il campionato ancora secondo me non molleranno. Sono 6 punti, mi sembra che c'è il Licata che comunque sono 6 punti. Ad oggi sembra che sia la squadra comunque che ha avuto più costanza nei risultati, e quindi penso che alla fine vincerà il Licata. Ritornando a parlare della provincia di Messina, il Città di Sant'Agata, sappiamo tutti la scorsa stagione grandissima stagione. Certo. Quest'anno
insomma l'avvento di Venuto sembrava che potesse essere l'ulteriore svolta, invece poi alla fine hanno incontrato Licata e Canicattì nel loro percorso. Purtroppo il Sant'Agata, tra virgolette, è stato sfortunato perché ha avuto davanti comunque due squadre che sono state costruite dall'inizio proprio per vincere, per lottare a vincere il campionato. Anche il E girone. quindi Anche il girone, anche il girone. Ma certo. sempre il girone nascosto era il girone B, per esempio. Esatto. È vero, il girone è vero. comunque questo sembra rispetto un pochino più diciamo più equilibrato tra virgolette, anche se nel girone B ci sono più squadre in questo momento che lottano per vincere il campionato, anche se sarà dura per tutti comunque, perché vabbè, ci piace però che, certo, insomma, che è sia più un bello che campionato sia un impegnativo. campionato comunque vivo, avvincente, Certo. stimolante anche. Condivido. E parliamo appunto di questo girone B del campionato di eccellenza, passiamo subito a vedere il tabellino dei risultati, così poi abbiamo anche modo di commentarli con i nostri ospiti. Città di Rosolini, Atletico Catania è stata sospesa perché il tempaccio nel siracusano è stato considerevole tra sabato e domenica. Città di Scordia vittorioso contro il Terme Vigliatore per 2-1, Camaro batte Giarre 3-0, Marina di Ragusa ennesima vittoria contro la squadra messinese della Ionica 3-0, vittoria un po' a sorpresa ma meritata del Catania San Pio X nei confronti di un Paternò molto incerto 3-2, ennesima vittoria del Santa Croce che espugna il Real Aci per 3-0 ed infine un altro ennesimo rinvio molto importante sia per la classifica ma anche per le due squadre, Palazzolo-Milazzo, che è stata rinviata direttamente al 6 marzo, ha riposato il Biancavilla, quindi è stata una settimana molto interlocutoria, quindi una classifica sì leggibile, però chiaramente con il Palazzolo, il Biancavilla che oggi non hanno giocato. Guardiamo questa classifica dove il Marina di Ragusa è in testa in questo momento con 46 punti, 40 punti per il Biancavilla, 37 per Palazzolo e Santa Croce, 35 Camaro, 32 Paternò, 30 Milazzo, 29 punti per il Giarre, 27 per il Città di Scordia, 26 Terme Vigliatore, 24 per Catania San Pio X e Atletico Catania, 17 la Ionica, 14 Città di Rosolini, Real Aci chiude con 8 punti. È chiaro che in questo momento insomma la classifica tra le squadre che hanno già disputato il turno di riposo, le partite da recuperare, in questo momento certamente non è molto da prendere in considerazione, ma è da prendere in considerazione sicuramente il turno successivo. In questo caso si giocherà sempre di mercoledì, cioè questo mercoledì il 27 febbraio. Guardiamo il tabellino di questa nona giornata di ritorno: Real Aci Biancavilla, partita importante tra Paternò e Camaro, Città di Scordia Catania San Pio X, Santa Croce Giarre, Atletico Catania Marina di Ragusa, Ionica Palazzolo ed infine Milazzo Terme Vigliatore con il Città di Rosolini che invece si ferma per il turno di riposo. Allora, immagini del Biancavilla, perché Alfio voglio parlare di te, voglio parlare con te proprio di questo Biancavilla che è stato in un certo senso un po' sottovalutato all'inizio, nel senso che non davano molto credito sulla fattibilità e sulla forza di questa squadra. Poi invece i risultati hanno smentito tutti, anche e soprattutto gli addetti ai lavori, e hanno catapultato questo Biancavilla al primo posto e attualmente sicuramente è una delle candidate alle vittorie finale. Che ne pensi? Diciamo che il Biancavilla è stata una delle poche società che stanno lottando per vincere il campionato, che non ha fatto proclami, ha lavorato in silenzio. In silenzio. Io ho fatto un amichevole nella sosta natalizia, ho visto che era una squadra dove erano molto in palla già in quel momento. Si vedeva una squadra che tatticamente c'era una grande impronta dell'allenatore, che vedeva una squadra che aveva un'identità, si vedeva anche una squadra che aveva qualche giocatore di spicco, ma soprattutto un collettivo importante. Naturalmente le vicissitudini societarie, cambio di presidenza quest'anno, allenatore e cose varie, magari si poteva far pensare questo a una riuscita importante in questa stagione. Invece, a differenza di altre, sono lì e se la stanno giocando e penso che fino alla fine diranno l'ora per la vittoria finale di questo campionato. Un Biancavilla che gioca bene e spesso e volentieri, giocando bene, poi alla fine i risultati arrivano. Alfio, sei d'accordo? È un Biancavilla che io ho visto giocare più volte e soprattutto posso dirti che è un Biancavilla che diverte, un Biancavilla che gioca in una maniera molto
molto spensierato e riesce a far divertire, e poi molto concreto e cinico fra l'altro. E queste sono le giuste qualità per poi dopo alla fine fare il risultato e vincere un girone importante come quello del campionato di eccellenza, girone B. Chi gioca molto bene, Presidente Basile, è anche comunque questo Marina di Ragusa, neopromossa, l'anno scorso accoppiata Coppa Campionato, quest'anno finale di Coppa e primo posto in classifica, quindi un Marina di Ragusa che insomma ogni domenica non ci sorprende più perché non la possiamo più classificare come una sorpresa, ma che ci conferma una qualità, il bel gioco, stesse cose che ha detto Alfio, poi alla fine ti premiano. Certo, sicuramente il bel gioco premia sempre, costruire delle squadre con, come diceva prima il mister, che hanno una loro identità, si vede subito quando una squadra comunque ha un'impronta di un allenatore comunque importante. Il Marina di Ragusa comunque secondo me fino alla fine sarà una delle squadre che lotterà e darà fastidio al Biancavilla, perché io l'altra squadra che vedo comunque è molto, perché l'ho vista anche giocare, ho visto qualche partita del Biancavilla, l'ho vista all'andata contro la Ionica, sì, a Santa Teresa, diciamo che mi ha impressionato. E non stiamo parlando del Palazzolo, mi ha impressionato, sì, e Palazzolo è anche una realtà, voglio dire, che non la scopro io, è una realtà importantissima dove c'è sempre stato un, diciamo, calcio a buoni livelli, a grandi livelli, dire, quindi non lo scopro io, però in questo momento vedo comunque il Marina di Ragusa una squadra molto concreta, compatta, decisa, sì, determinata, gioca mentre bene. Vedo purtroppo il Biancavilla che alterna a volte dei periodi. Quindi continuiamo a dire che questo Biancavilla non ha i punti per vincere il campionato? No, non ha i punti, però io l'ho visto poco costante, un po' meno costante rispetto al Marina di Ragusa, anche perché il Biancavilla comunque ha una squadra di tutto rispetto, ha dei giocatori importanti, ho visto, che ne so, un attaccante, Lucarelli, che comunque sicuramente è un giocatore di categoria, che fa un po' anche la differenza ma spesso e volentieri in queste categorie so che ha avuto un periodo che è stato infortunato, anche i singoli giocatori che fanno la differenza, no? Cioè, quel giocatore... ha avuto un periodo, mi sembra, che è stato infortunato, sì, quindi è stato fuori, ha recuperato, e penso che anche questo un pochino è vero. ha pagato il Mister Torrisi, ma del Santa Croce una battuta, Santa Croce che continua a fare punti dentro e fuori. L'ho visto oggi al Comunale di Acireale. Ti è piaciuto? Partita. Una squadra che rispecchia, diciamo, il carattere di Lucenti, una squadra combattiva, una squadra... Lucenti dice sempre bene, prima non prenderle e poi se riesco a farle vinco la partita. No, ma ha rischiato pochissimo. E lui rischia sempre poco, infatti. Beh, ma lì davanti comunque c'ha un reparto offensivo secondo me importante. C'ha Leone. Poi, Leone che ancora per queste categorie è uno dei migliori. Diciamo che è sempre una squadra che ha un'ossatura da qualche anno che si porta dietro, sì, lo stesso allenatore, quindi è il terzo anno che Lucenti allena a Santa Croce, quindi diciamo che c'è la continuità di un progetto, però naturalmente non può essere una squadra attrezzata per lottare per vincere il campionato, ma per i playoff spero di che secondo me è la classica squadra che nessuno vorrà incontrare ai playoff. Sicuramente, specialmente lì in quel campo non è assolutissimamente facile a Santa Croce. È vero. Vittoria importantissima del Catania San Pio X nei confronti di un Paternò, insomma, che ci sta un po' deludendo, perché vince la settimana precedente e poi insomma è il momento di allungare in classifica per cercare di agganciare una posizione importante nei playoff e ciò non avviene e quindi questa cosa un po' ci spiazza. Allora facciamo una cosa, ci guardiamo il servizio Catania San Pio contro il Paternò, vittoria della squadra di Anastasi per 3-2 e poi dopo voglio sentire anche la vostra su questo Paternò. Cosa deve fare il Paternò per ritornare a grandi livelli? Lo so che non vi compete, però insomma voglio sentire il vostro parere. Guardiamoci il servizio di questa partita vittoriosa per 3-2 del Catania San Pio X nei confronti appunto del Paternò. Brusca battuta d'arresto per i rossazzurri che cadono ingenuamente in casa a San Pio X nella gara di ritorno valevole per la 23esima giornata di campionato d'eccellenza Girone B, finale inaspettato 3-2, risultato finale che stoppa la corsa rossazzurra ai playoff. Partono bene i rossazzurri, pericolosi già al primo giro di lancette, palla a Lentini che si invola sulla fascia per un assist strepitoso mancato a 2 passi dalla rete da Asero. Al quinto minuto punizione in favore del Paternò battuto da Taormina che di poco non centra il bersaglio. Al 12esimo il tentativo dei padroni di casa con De Emanuele, la sfera finisce facile tra i guantoni di Loverde.
È al 31esimo però che Scapellato sfrutta al meglio l'occasione, il suo colpo di testa si rivela fatale per l'estremo difensore biancorosso. È il gol del vantaggio del Paternò e lo rivediamo nel nostro replay. Temporano vantaggio difeso solo per una manciata di minuti. Al 34esimo un pasticciaccio in area costerà caro ai rossazzurri. La palla finisce fra i piedi del numero 9 biancorosso, Abate, che riesce a metterla laddove lo verde non potrà arrivare. È il gol del pareggio. 2 minuti dopo il Paternò cerca il riscatto, Scapellato per Taormina che prova a servire Lentini, Asero per Zumbo che prova la conclusione, la sfera si spegne sul fondo. Allo scadere della prima frazione di gioco ci pensa Raimondi, dalla bandierina c'è Taormina che trova la straordinaria mossa di Filippo Raimondi che sigla la rete dell'1-2. Termina con il vantaggio rossazzurro la prima frazione di gioco. Passano solo 3 minuti dalla ripresa quando su calcio di punizione battuto da Privitera sarà ancora Abate a riagguantare il pareggio. Al 50esimo calcio di punizione di Taormina che prende in pieno la traversa, la palla rimbalza, ci arriva Romero, riprova, ma nulla da fare. Al 57esimo cross di Asero prova la conclusione a pochi passi dalla porta a Lentini, respinge il portiere, recupera Taormina che viene da dietro atterrato da Badier. L'arbitro s'accade alla sezione di Messina, lascia però proseguire, non è rigore. Al 61esimo gran numero di Scapellato che però non riesce a sfruttare al meglio una grandissima occasione. Al 65esimo velenosissima punizione calciata da De Emanuele per la Sampio che si spegne fuori. Ancora Scapellato al 67esimo ci prova ma la palla si perde fuori di poco. 1 minuto dopo altra occasione per i rossoazzurri, Taormina per Scapellato la mette al centro per Asolo che in ritardo riesce a gestire lo stesso per Zumbo che prova la conclusione senza successo. Al 74esimo primo cambio operato da Pensabene, fuori Scapellato dentro Cordaro. Al 76esimo calcio di punizione in favore dei padroni di casa, di testa intercetta Abate, la palla finisce tra i piedi di Tosto a pochi centimetri dalla porta per il gol che vale il 3-2 in favore del Catania San Pio X. Al 79esimo insidiosa la punizione di Cordaro, sfera però intercettata dalla barriera biancorossa. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che decreta la vittoria per il Catania San Pio X, finisce così 3-2. Prossima gara in casa per il Paternò mercoledì 27 febbraio alle 18 contro il Camaro. Paternò insomma che perde questa partita che poteva rappresentare sicuramente un altro spartiacqua per la sua stagione. Vittoria meritato comunque del Catania San Pio X che continua ancora la sua ricerca insomma di posizioni migliori per cercare di evitare anche il discorso playoff. Allora, i nostri ospiti sono pronti a dare dei suggerimenti forse al Paternò. Lo so che non vi compete, però un po' noi ci scherziamo. Un Paternò che in un certo senso avrebbe dovuto e invece insomma ci ha deluso un po' in molti in questa stagione. Alfio, che ne pensi? Sicuramente le aspettative iniziali di inizio anno del Paternò erano sicuramente altre. La posizione di classifica attuale non rispecchia la volontà della società, naturalmente neanche quella penso degli addetti ai lavori, perché il Paternò inizialmente era una squadra costruita per lottare di vincerlo questo campionato. Sì. Penso che per come è la classifica si rischia addirittura di non fare neanche i playoff, c'è anche questo rischio. Ahimè. E quindi dispiace soprattutto per la piazza, perché è un'altra piazza che ha tutto secondo me per fare bene, dal presidente alla società, però evidentemente sicuramente non sono io la persona più indicata per dare consigli, però posso soltanto dire che dispiace perché oggi anche in eccellenza di società fra virgolette importanti con una base solida economica seria ce n'è poco. Il Paternò è una delle poche, è vero, che ha un presidente che è un grande tifoso della squadra, una appassionato soprattutto della propria persona seria, sì, e sì. Quindi dispiace quando questa gente che mette passione e soldi e soprattutto serietà non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. È vero, è Più vero. che dare consigli posso fare un grosso in bocca al lupo al Paternò per riprendersi al meglio da questa situazione e parlare d'altro in classifica. È vero,
vero, è vero. Grande entusiasmo sicuramente all'interno della società all'inizio della stagione, poi invece bisogna catapultarsi nella realtà e, come dice bene anche Alfio Torrisi, presidente Basile, poi purtroppo i risultati non appagano e allora bisogna fare quadrato, cercando magari, che so, di riprogrammare per la prossima stagione, cioè finita questa, con gli errori forse commessi in questa stagione, evitare di ripetersi la prossima nell'anno successivo, anche perché comunque Paternò è una piazza pure importantissima, una società comunque solida e importante, quindi meriterebbe sicuramente di andare avanti, perché le società comunque che sono organizzate, che sono serie, che sono valide, meritano al di là di tutto di andare avanti. Invece purtroppo nelle nostre realtà a volte ci sono delle cose, ci sono delle società che non per qualche anno... non bastano i grandi presidenti, no. Ci vuole certe volte l'alchimia giusta per collimare con tutti i progetti. Purtroppo vincere non è mai facile. Non è mai facile. Quindi questo noi lo sappiamo benissimo. Pregherei il nostro regista Andrea Salerno cortesemente di rimandare di nuovo questa classifica del girone B del campionato d'eccellenza, perché poi chiudiamo appunto la parentesi eccellenza con i nostri due ospiti. Real Aci con 8 punti, certamente in questo momento è la peggiore posizione che può occupare la squadra acese, tenendo presente che il Real Tirrenia è sulla carta già retrocesso, quindi la retrocessione diretta riguarderebbe in questo momento il Real Aci. Tutte le altre lotterebbero per i play-out. Attualmente abbiamo il Città di Rosolini con 14 punti e il Catania San Pio X con 24, quindi escluderebbe potenzialmente un play-out, tenendo presente che anche il Città di Rosolini dovrebbe sicuramente recuperare altre partite. La Ionica 17 è già in una situazione disperata quasi. Meno male che ha vinto lo scontro la scorsa settimana con il Città di Rosolini, perché se non avesse vinto quella partita per la Ionica sarebbe sicuramente stata potrebbe farcela, ancora più difficile. Lei? La squadra di Moschella ha una grande voglia di rimanere in questa categoria. Diciamo, vicina di Santa Teresa, per questo ve lo dico. Siamo di inizio lì, quindi comunque ci farebbe piacere se restasse in zona una real grande entusiasmo, insomma, per la prima volta in eccellenza. Per la prima volta si sperava comunque quest'anno però a volte le cose non girano per come dovrebbero. Non stanno girando bene neanche una volta il Terme Vigliatore, che da un paio di domeniche in picchiata libera. Purtroppo quando ci sono dei periodi che uno va giù, poi ritirarsi su non è mai perché per facile. Qualche settimana, insomma, questo Terme Vigliatore sembrava era ridosso dei playoff il Terme Vigliatore, era proprio dentro i playoff, poi è successo di tutto. Sì, sono 5-6 partite che non fa risultato, quindi è stato anche lui un po' risucchiato nella attenzione, perché quando si è in discesa, Alfio, penso che me lo puoi confermare, recuperare poi è sempre molto difficile, perché diventa veramente un terno all'otto, ogni partita diventa veramente una schedina. Ecco, sì. C'è da dire comunque che questo dà atto e dimostrazione che il girone di ritorno è sempre un altro campionato. È vero. Quindi secondo me il calcio non si inventa nulla. No, assolutamente, soprattutto in queste categorie infatti. Dei dilettanti. Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo chiuso quindi la prima parte della nostra trasmissione parlando del campionato di Serie D e dei 2 gironi di eccellenza. Rimanete con noi, dopo la pubblicità affronteremo i 4 gironi del campionato di promozione e 4 gironi su 7 del campionato di prima categoria. A tra poco.
Rientrati in studio, amici sportivi siciliani, per la seconda parte di Penalty, tutte le domeniche in diretta a partire dalle 18:30 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Siamo anche in diretta streaming sulla pagina Tortorici Ettore e se volete potete anche rivedere questa puntata lunedì sera a partire dalle 23:30 sempre su Gold 78, oppure martedì sera alle 20:30 per tutti gli amici della Costa Ionica grazie a Persona TV, canale 114 del digitale terrestre. Seconda parte che inauguriamo subito con i 4 gironi del campionato di promozione, subito i risultati del girone A. Si è giunti all'8ª giornata di ritorno. Questi gli incontri disputati: Folgore batte Albatros Lercara 1-0, Villabate batte Don Bosco Partinico 2-1, partita sospesa, big match tra Salemi e Don Carlo Missilmeri, partita sospesa sull'1-1 con insomma il guardialine che è stato colpito e che sicuramente insomma determinerà probabilmente una sconfitta a tavolino probabile per il Salemi, però chiaramente questo lo sapremo soltanto dopo che la commissione disciplinare si riunirà giovedì. Casteltermini batte invece il Gattopardo per 2-0, gli altri risultati: Balestrate batte Monreale batte Balestrate 1-0, Camarat perde in casa con l'Olimpica Agragas 2-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Libertas 2010 3-1 ed infine Vis Borgo Nuovo batte Vallelunga 2-1. A questo punto, con questo incontro in meno, la classifica in un certo senso subisce un'altra variazione. Chiaramente non è a questo punto chiaramente una classifica certa al 100%. La guardiamo insieme, dove in questo momento abbiamo l'Oratorio San Ciro e San Giorgio in testa con 55 punti, Don Carlo Missilmeri con il Salemi a seguire con 53 e 51 punti, Monreale 47, Olimpica Akragas 43, 39 per Albatros Lercara e Casteltermini, 38 per la Folgore, 31 Vallelunga, 25 Don Bosco Partinico, 23 Balestrate, 21 Gattopardo, 20 Villabate, 17 punti per il Camarat, 13 per la Libertas 2010 ed infine chiude il Vis Borgo Nuovo con 6 punti. Sicuramente sarà una settimana molto intensa, aspettiamo il responso disciplinare e poi capiremo bene se a questo punto sarà il Salemi a avere vinta la partita a tavolino oppure la squadra del Don Carlo Missilmeri. Ne ha approfittato per l'occasione comunque l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, che con la sua continuità di risultati in questo momento si trova al primo posto. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone B. Anche qui qualche partita rinviata. Guardiamo il tabellino di questa 8ª giornata di ritorno. Abbiamo avuto alcune partite appunto che non si sono disputate: Gioiosa, Acquedolcese e soprattutto Sant'Angiolese Cefaledium, che sono state rinviate. Le altre partite: Bagheria batte Altofonte 1-0, Torrenovese batte Due Torri 2-0, Lascari batte Casteldaccia 2-1, Gangi batte Rocca di Capreleone 3-0, Acquedolci batte Sant'Anna 2-0 ed infine Milazzo batte Sinagra 3-0. La classifica, anche qui con qualche partita in meno, soprattutto per parecchie squadre della zona alta della classifica. Abbiamo la Cefaledium in testa con 53 punti, 48 per l'Acquedolci, 38 per Torrenovese e Gangi con il Sant'Anna, 37 punti per il Milazzo, 36 per il Bagheria, 35 punti per la Sant'Angiolese, 31 Acquedolcese, 30 punti Sinagra, 27 Rocca di Capreleone, 23 Lascari e Due Torri, 18 Altofonte, 16 Città di Casteldaccia e poi chiude la classifica il Gioiosa con 13 punti. Abbiamo qualche immagine della Cefaledium, perché ogni settimana sulla Cefaledium ci spendiamo, perché ci rendiamo conto che la realtà di Cefalù è una realtà importante, una realtà che ha giocato a grandissimi livelli tra gli anni 60 e gli anni 70, è stata per molti anni la seconda squadra della provincia di Palermo. Quest'anno ha voglia di rientrare nel grande giro, si sono resettati alla grande, hanno una grandissima voglia di disputare campionati di qualità. In questo momento si occupano la prima posizione. Alfio, pensi che questo è l'entusiasmo giusto per vincerlo questo girone? Anche se l'Acquedolci è sempre lì che cerca di recuperare punto su punto, ma con grande difficoltà. Ma io penso che alla fine la spunteranno loro. L'Acquedolci sta cercando naturalmente di tenere il passo, non è facile perché
vincono sempre e quindi facile non sarà, però sarà sempre un campionato che fino alla fine si deciderà nelle ultime giornate, penso. È vero. Presidente, un Cefalenium che rappresenta una provincia importante come quella appunto palermitana, la sua squadra rappresenta in un certo senso questa provincia messinese che ha sempre comunque un modo tutto particolare per mettersi in mostra, perché avete certe volte belle strutture, squadre e società ben organizzate, quindi ancora una volta confermiamo che se c'è la società ci sono i risultati? Ma io penso di sì, soprattutto in queste categorie è più importante costruire una società solida rispetto a prendere dei giocatori comunque importanti, perché quello che ti dà continuità in un progetto è la società, non sono i giocatori. I giocatori chiaramente ci vogliono, sono importantissimi, però non sono la cosa fondamentale, perché se non c'è una società solida dietro questi ragazzi diventa tutto inutile. Infatti nelle nostre categorie vediamo spesso che ci sono delle società che partono, vincono possibilmente i campionati e l'anno dopo magari non si iscrivono direttamente nemmeno ai campionati. Quindi, mi auguro che non sarà il caso del Valdinisi. Spero di no, io spero che se non dovessi esserci più io ci sarà qualcun altro che in ogni caso lei ha iniziato questo progetto, non penso proprio che lo abbandonerà proprio adesso. No, io di abbandonare sicuramente non l'abbandono, ma se c'è qualcun altro che vuole eventualmente ben venga. Noi siamo una società più molto forze aperta, ci sono e meglio è. Siamo aperti a qualsiasi tipo di ingresso nella nostra realtà. Condivido. E adesso siamo arrivati a parlare del girone C del campionato di promozione. Insomma, abbiamo qui l'allenatore dell'ACI Sant'Antonio, un girone molto impegnativo perché sono più di 2 le squadre che cercano di vincerlo questo girone, e una battaglia continua domenica dopo domenica. Guardiamo subito i risultati di questa 8ª giornata di ritorno di oggi, domenica 24 febbraio. Carlentini batte ACI Catena 2-0, questo è uno dei risultati più importanti. Sporting Pedara incredibilmente 4-0 contro il Città di Mascalucia che era in ascesa notevole. Città di Misterbianco batte Gescal 1-0. ACI Sant'Antonio vittorioso con l'FC Motta per 2-0, pareggio tra l'Academy San Filippo e lo Sporting Taormina 1-1, Ciclope Bronte batte Sporting Via Grande 3-0 ed infine Torre Grotta Villafranca 0-0. Guardiamo subito la classifica perché vedremo anche parecchie immagini di questo girone C del campionato di promozione, e poi voglio sentire anche chi ha giocato con tutte queste squadre che in questo momento lottano per la vittoria finale, ovvero il mister dell'ACI Sant'Antonio. In classifica in questo momento Sporting Pedara e ACI Catena in testa con 46 punti, 40 per il Carlentini, 39 per Città di Mascalucia e ACI Sant'Antonio, 37 per il Ciclope Bronte, 35 Sporting Taormina, 31 Giardini Naxos, 28 Villafranca, 21 punti per l'FC Motta, 20 punti per il Mister Bianco, 19 punti per l'ACI San Filippo e lo Sporting Via Grande, 17 per il Gescal ed infine chiude la classifica il Torre Grotta con 10 punti. Allora, facciamo una cosa, vediamo se sei anche d'accordo tu, caro Alfio. Prima di parlare anche dell'ACI Sant'Antonio, ci guardiamo il servizio della vittoria importante di questo Sporting Pedara, che è una realtà, come tu stesso hai confermato anche fuori diretta. Vittoria sonante nei confronti di un Città di Mascalucia che invece era in ascesa, un po' inaspettata questa vittoria così sonante di 4-0. Che ne pensi? E poi guardiamo subito il servizio. Che paradossalmente secondo me è una vittoria che il Pedara 4-0 c'è poco da dire. C'è poco da dire. Si commenta da solo. Si commenta da solo, va bene, lo commenteremo comunque anche dopo aver visto il servizio di Giuseppe Signorino. Clima nord europeo a Pedara per la sfida dell'8ª di ritorno al comunale, seconda contro terza in classifica in attesa di sviluppi al vertice di promozione C. Squadre al gran completo per l'importante occasione. All'andata uno scoppiettante 3-2 per il Mascalucia, ancor prima una doppia di Coppa Italia estiva e qualificazione firmata Sporting. Arbitra testa I sotto un'intensa neve, 2 gradi, temperatura rigidissima, qualche colpo proibito scalda gran parte del primo tempo. La giacchetta gialla non risparmia Tenerelli, Regalino, Di Stefano e Palazzolo. A metà frazione qualche scintilla tra i 22, Testei ha il suo bel da fare per calmare gli animi. Lo Sporting prova a rompere gli indugi, Basile in profondità per Palazzolo che la gira sul primo palo, pallone sul fondo.
La difesa del Mascalucia accusa qualche cedimento, segnali non confortanti per Suriano, e allora possesso palla Luca, Regalino, lavoro insistito sull'out Mancino, il cross, respinge Maugeri, Di Stefano di controbalzo sull'esterno della rete. Cirnigliaro al rinvio, testa di Regalino, incoccia Lupica, Luca, scambio rapido con Palazzolo in mediana, ancora Luca, sventaglia a destra, se ne va De Carlo, l'aggancio, l'accelerazione, 1 contro 1 con Crispino, guadagna metri, De Carlo, in mezzo, Manuel Di Stefano, la va a depositare nell'angolo, Cecchino in modalità aerea, quarto sigillo stagionale in campionato, quinto complessivo, si ripete a un mese da Sant'Angelo Librolo. Insiste lo Sporting nel finale di primo tempo, Pacini, Luca, il cross, Benivegna in mezzo all'aria, Spina la toglie da sotto l'incrocio, pericoloso Arachini da parte del Mascalucia, vicini al bis i padroni di casa, sbandano gli ospiti, la neve imperversa sui due fischi di Testai, tutti al tè caldo all'intervallo, e 1-0 per lo Sporting Pedara dopo i primi 45 minuti di gioco. Spinge lo Sporting, vuole chiuderla, e allora De Carlo quasi dalla bandierina, al centro, Spina evita guai. Di Stefano in corsia, al centro, Palazzolo di prima intenzione, pallone fuori. Poi ancora Palazzolo, Bonaccorsi va a sterzare, Di Stefano, l'appoggio, Palazzolo da fuori area, si allarga, sferra il sinistro, alto. Lorenzo Zannini ispira. Bonaccorsi capisce tutto, in velocità brucia la concorrenza di Benivegna che tenta l'anticipo alla disperata, molto più lucido Lorenzino Bonaccorsi, sotto rete, 2-0 Sporting Pedara. Sull'asse Zannini-Bonaccorsi, il raddoppio al minuto 31 della ripresa, la pratica è chiusa, il Mascalucia è scomparso dal campo, troppo evanescente per essere vero. Regalino, assist per Di Stefano che va giù a contrasto con Benivegna, calcio di rigore. Può dilagare lo Sporting dagli 11 metri. E allora dal dischetto si presenta Pietro Palazzolo, pronto a scrivere il proprio nome tra i protagonisti di questo sabato prima dell'avventura imminente col beach soccer. Palazzolo spiazza Spina e fa tris. Basile, largo per Bonaccorsi, subito in evidenza Finocchiaro, il Mascalucia dice no, si oppone, lo Sporting rimane lì, Palazzolo cerca il varco sul fondo. Dall'altra parte Febbraio, assist per Garozzo al volo, Cirnigliaro, primo intervento della partita. Lo Sporting blinda l'imbattibilità per questo sabato. Zannini in sforbiciata a rinviare, buco sulla tre quarti, e allora ecco Finocchiaro a tu per tu con Maugeri, all'occasione per ripetere il recente poker di Coppa, ed eccolo qui. È bastato poco a Finocchiaro per entrare di diritto nel tabellino di una partita che finisce proprio nel momento del suo sigillo. Lo Sporting Pedara supera 4-0 il Mascalucia, torna al vertice fianco a fianco con la Cicatena, e adesso sguardi e attenzioni rivolte a Carlentini dove scende in campo l'altra capolista. Poi sarà un mercoledì di adunata generale, perché tra poco più di 72 ore sarà di nuovo campionato. C'è il turno infrasettimanale per tutte, la giornata numero 9. Vittoria sonante dunque per la squadra di mister La Rosa. A questo punto insomma sembrerebbero i giochi fatti, però finché la matematica non assegna il primo posto, indubbiamente tutte le squadre potranno ambire alla vittoria finale di questo girone C del campionato di promozione. Prima di parlare dell'Aci Sant'Antonio, sentiamoci le interviste post gara con la presenza anche del presidente dello Sporting Pedara. Noi siamo momentaneamente primi in classifica, ritengo meritatamente, senza che abbiamo chinato il capo di fronte a nessuno. Nelle partite determinanti, all'andata abbiamo vinto con la Cicatena, al ritorno per me è una vittoria anche quella morale, penalizzata da un arbitro scadente che hanno mandato da Rimini. L'ho detto, lo continuerò a ripetere all'infinito. Abbiamo fatto sicuramente una partita importante per corsa, per intensità, per concentrazione. I ragazzi sono stati molto bravi, giocavamo con una squadra
che un po' ci assomiglia per gioco, per gioventù, per gamba che hanno. Però insomma veramente i ragazzi sono stati molto bravi. In 90 minuti credo abbiamo subito pochissimo, al di là dei gol fatti, perché si sono sacrificati tutti, sia diciamo di gamba che di testa. Avevamo tanta voglia di rifarci, l'avversario era di quelli difficili da affrontare sotto tanti punti di vista, sia per le loro qualità tecniche che per le loro qualità caratteriali, che avrebbero potuto metterci in difficoltà, però oggi da grandi uomini abbiamo tirato fuori una grande prestazione e l'abbiamo portata a casa nel migliore dei modi. Soprattutto in queste partite importantissime l'inizio è sempre un po' difficile, perché ti preoccupi più di studiare l'avversario e capire dove puoi fargli male. Fortunatamente siamo riusciti a passare in vantaggio il primo tempo, non dimentichiamoci le condizioni atmosferiche che sicuramente non hanno giocato a nostro favore, neanche a loro in realtà, quindi la partita era un po' bloccata. Poi sicuramente il secondo tempo loro sono stati costretti ad allargare le maglie, insomma, per cercare di pareggiare, e noi siamo stati bravi a colpire in contropiede. Come abbiamo avuto le salite, nella vita ci sono tante salite e tante discese, per cui anche a noi tocca ogni tanto di avere partite meno difficili, attenzione, perché non c'è nulla di scontato, e lo abbiamo visto qualche settimana fa con l'Aci Sant'Antonio, che ha pareggiato con la penultima o l'ultima in classifica, quindi non c'è niente di scontato, meno difficoltose sicuramente, ma io mi preoccupo di più quando gioco sicuramente con il Mascalucia, con l'Aci Sant'Antonio, con queste squadre, con il Carlentini, col Bronte. Chiaramente non mi posso preoccupare di un calendario con 3 partite, una più difficile dell'altra, ma sono 3 partite meno difficili delle altre. Questo metterà in condizione di far vedere i giusti valori, perché le altre squadre giocano con qualche altra squadra di rango. Noi, le squadre del rango come quella di oggi, l'abbiamo superata egregiamente, senza ombra di dubbio, perché è stata una prestazione esemplare, non c'è da muovere nessuna pecca, proprio c'è solo da elogiarli in blocco tutti quanti. Tenendo presente tra l'altro che insomma questa squadra, il Pedara, mercoledì andrà a giocarsi una partita importantissima contro il Gescal, pertanto tutto è ancora aperto e questo turno infrasettimanale sarà sicuramente molto importante anche in prospettiva chiaramente delle prossime giornate. E adesso parliamo dell'Aci Sant'Antonio, ci guardiamo il servizio di questa vittoria 2-0 netta contro l'FC Motta e poi insomma vogliamo sentire dalla viva voce del mister quali saranno le prospettive in questa parte finale della stagione. Guardiamoci il servizio. Impiega soltanto 15 minuti l'Aci Sant'Antonio per piegare Motta nell'anticipo di campionato del sabato. Nonostante qualche defezione, la compagine di mister Torrisi non trova nessuna difficoltà nell'aggiudicarsi i 3 punti, grazie anche a 2 gol di ottima fattura, soprattutto bellissimo il primo di Gabriele Ragonese e di Salvo Musumeci, che appena rientrato dalla squalifica già subito mette in gol per un prezioso successo dell'Aci Sant'Antonio, che già guarda all'impegno infrasettimanale di mercoledì nel derby con il Viagrande. Subito in avanti l'Aci Sant'Antonio, è forte la pressione della squadra di mister Torrisi con DB già pericoloso, con una conclusione di destra di poco fuori. Ecco qui, guardate il capolavoro di Gabriele Ragonesi, siamo al 7° minuto. Stop di petto. Gabriele fa ribalzare il pallone, osserva il portiere, scaglia un poderoso sinistro e pallone che va in fondo al sacco, un gol che rimarrà sicuramente anche negli annali della storia del calcio. Bellissima questa trasformazione di Gabriele, 1-0 dopo 7 minuti, Aci Sant'Antonio che conduce la gara in serenità, lancio perfetto di DB, siamo al 14°, Salvo Musumeci fa quello che un buon centravanti deve fare, osserva lo schieramento del portiere, pallone all'angolo, 2-0. Mister Torrisi chiede di non abbassare la guardia, mancano ancora 75 minuti alla fine del match e Salvo Musumeci è vicino alla
terzo gol riesce a parare in questa occasione il portiere del Motta. Assoluto e controllo della partita da parte dell'ACI Sant'Antonio, non ci saranno particolari problemi nel gestire il risultato. Si affaccia la formazione ospite con una conclusione dalla distanza, ma Gulisano mette in corner. Siamo nella seconda frazione di gioco e questa è l'occasione sicuramente più propizia per il Motta, con un colpo di testa che viene messo in corner da parte di Gulisano, prontissimo il portiere della Chiesa Sant'Antonio, nelle uniche due occasioni in cui viene chiamato in causa. Garrasi invece timbra la traversa. 3 punti, dicevamo, di fondamentale importanza per restare agganciate nelle zone nobili della classifica, e qui si rivede in campo anche Alberto Sant'Angelo, esce Agostino Gallo che dopo una lunghissima assenza per infortunio torna nuovamente a calcare i campi di calcio e sarà sicuramente preziosissimo in questo finale di campionato per l'ACI Sant'Antonio. (2-0 netto). A questo punto, Alfio, che cosa bisogna dire su questo ACI Sant'Antonio? So che siete sul pezzo, so che ci credete, non volete mollare, sapete, conosci che comunque insomma le partite sono sempre di meno, però è anche vero che insomma cercherete sicuramente di giocarvi tutte le vostre chance, anche già a partire dallo scontro mercoledì non facile contro il Viagrande. Ma sicuramente non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo mollare, questo è fuori di dubbio. Naturalmente dobbiamo essere anche consapevoli che per vincere il campionato la lotta ormai a due tra la Cicatena e il Pedara. Però noi, per l'ambiente che siamo, in cui siamo, per la società e soprattutto per la squadra che abbiamo, fino a che la matematica non ci condanna, giusto. dobbiamo provarci per dare il massimo, poi alla fine tiriamo le somme. Una buona posizione anche nei playoff è importante, eh? No, ma noi siamo in una posizione, secondo me, che ci sta un po' stretta per quello che abbiamo fatto nel campo, però come diceva prima Tringali nell'intervista, le discese e le salite sono uguali nel calcio come nella vita, quindi la cosa importante è in questi casi non farci trovare impreparati in eventuali passi falsi delle altre. Noi purtroppo abbiamo passato un mese di gennaio scuro, brutto, dove qualche sconfitta inaspettata. Ma diciamo, più che le sconfitte inaspettate, c'è da dire che abbiamo passato un mese dove la Dea Bendata ci ha voltato le spalle. Abbiamo avuto dopo Pedara una serie di infortuni uno dietro l'altro importanti, e nelle partite clou diciamo che siamo stati ampiamente rimaneggiati. Quindi diciamo che dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare senza nasconderci, perché la società, lo sappiamo, e tutto l'ambiente crede in un salto di categoria anche attraverso i playoff, quindi noi non possiamo assolutamente nasconderci, dobbiamo fare il massimo, dobbiamo cercare di recuperare qualche punto perso per strada. Ma tu sei stato sempre un mister molto determinato, quindi su questo credo che la squadra un po' ti assomiglia, no? No, ma ci mancherebbe. Noi nel momento buio siamo stati tutti bravi, società, staff e giocatori, stare uniti a fare cerchio e uscire alla grande da quel momento. Bravi. Siamo sereni, siamo mentalmente concentrati, con la consapevolezza che abbiamo una grande società alle spalle che non fa mancare assolutamente nulla, e quindi questo per noi deve essere un'arma in più. Bene, Presidente Basile, a questo punto in questo girone C quale potrebbe essere il risultato finale? Che il Pedara da folle perde insomma lo scontro con la Cicatena e che quindi insomma rivoluziona una classifica finale? Già l'ha fatto poi tra l'altro. Sì, lo scontro no, però dico, sicuramente sono due società che sin dall'inizio sono partite per andare, come penso anche l'ACI Sant'Antonio qua del mister. No, è stata l'unica squadra che ci ha vinto poi col Pedara, esatto, sia l'andata che il ritorno. Perché hanno vinto sia l'andata che il ritorno, diciamo un po' la seguo questa categoria, anche perché ci sono delle squadre tra Pedara e a Cicatena a questo punto non sarà semplice. Ho visto la Cicatena e mi è sembrata una squadra abbastanza molto quadrata, molto cinica, molto concreta, ecco, una squadra che regala poco. L'ho visto giocare qualche partita, però sono le due. Io non voglio essere, secondo me forse la Cicatena sembra
avesse qualcosina in più rispetto al Petara, però no, io il calcio non è mi bello voglio, anche per questo. non mi voglio sbilanciare, però anche perché la Cicatena è vero, anche perché la Cicatena è la squadra che l'anno scorso vi ha rubato, diciamo, nel senso buono della parola, certo, perché tra l'altro la Cicatena che era l'Aci San Filippo, no? che però adesso che poi è diventata Cicatena, diciamo non ci avete perso, non però... abbiamo perso, abbiamo pareggiato e ci hanno pareggiato a 3 minuti dalla fine. Vabbè, vi state riprendendo però quest'anno delle belle soddisfazioni. Allora, sempre per gustare l'intensità di questo girone C del campionato di promozione, adesso ci guardiamo la vittoria del Bronte, del Ciclope Bronte, che ha vinto proprio contro il Viagrande, che andrete ad affrontare mercoledì. Attenzione, perché questo Bronte comunque ancora è sempre in zona playoff, quindi insomma bisogna fare sempre attenzione alla squadra del duo Catania-Orefice. Guardiamoci il servizio. Per la 23esima giornata di campionato promozione Girone C, amici sportivi, ci troviamo al campo sportivo comunale di Bronte. Benvenuti a tutti da Rosario Saitta e Antonio Magro. Di scena qui al comunale lo Sporting Viagrande di Venero Donzuso. Parte fortissima il Bronte, che già al secondo minuto trova la rete con Cristian Pannitteri. Peccato che la posizione del terzino brontese fosse in fuorigioco, prontamente segnalata dall'assistente di linea. Al quinto minuto, svarione difensivo sulla tre quarti brontese. Spampinato non intuisce l'appoggio di Danilo Leanza e per poco il portiere De Bronte non viene beffato dal tiro di Vasta, che finisce di poco a lato. 2 minuti dopo ci prova sempre Vasta, ma il suo tiro è da dimenticare. Al 10° minuto è la difesa del Viagrande a pasticciare sulla tre quarti. Spartà non riesce a scaricare la palla e se la fa soffiare da Alfio Ruffino, che in girata di destro beffa Calabretta. Al quarto d'ora ci provano gli ospiti su palla inattiva a infilare la porta di Gangi, ma la conclusione di testa del terzino Lopez è fuori misura. Altro tentativo su punizione degli ospiti, con conclusione di Anastasi che finisce sul fondo. Poi è Walter Saitta che recupera palla al limite dell'area e lascia partire il suo sinistro, che fa venire i brividi a Calabretta. Al 27° tiro dalla lunga distanza di Spartà, che Gangi riesce a controllare in qualche modo. Alla mezz'ora ottima occasione per portarsi sul 2-0, ma il controllo di San Filippo finisce nelle mani di Calabretta. Gli ospiti ci provano ancora, ma in fase conclusiva la squadra di Donzuso sembra veramente sterile. Finale di primo tempo tutto rossonero, con gli attaccanti del Bronte che premono alla ricerca del secondo gol. Gol che arriva al 44°, grazie a un assist perfetto del capitano, che stavolta becca Federico Saccullo per la girata di testa. E il 2-0, il risultato con cui le squadre vanno a riposo. In avvio di ripresa ci prova Vasta per il Viagrande, ma il suo tiro dalla distanza è facile presa di Ludovico Gangi. Al 65° minuto punizione dal limite di Mazzamuto, che finisce alta sulla traversa. Poi ancora Mazzamuto su calcio di punizione da posizione defilata. Mira la porta ma trova la testa di Marco Saccullo, che in fase difensiva evita il gol. Al 25° della ripresa, mister Catania si gioca la carta Calamato, che sostituisce il bomber Ruffino. Mossa azzeccata, perché alla prima palla toccata dal giovane attaccante si procura un calcio di rigore. Dal dischetto va Danilo Leanza, che sbaglia facendosi parare il tiro debolissimo da Calabretta. Sulla ribattuta del portiere biancazzurro, Marco Saccullo becca ancora una volta il portiere, che respinge la sua conclusione. All'80° è Marco Saccullo, con le sue giocate cerca il 18° sigillo in questo campionato, ma in entrambe le occasioni l'attaccante non è fortunato. 5 minuti dopo è il Bronte a rischiare per una disattenzione tra Ludovico Gangi e Gianluca Basile, azione che si spegne sul nulla di fatto. All'ultimo minuto Prestipino ruba palla sulla tre quarti e vede subito la porta, infilando per la terza volta l'incolpevole Calabretta. Partita che finisce con il risultato di 3-0 per il Ciclope Bronte che aggancia il Carlentini a quota 37 punti in classifica e resta attaccato, incollato solidamente alla zona playoff. Prossimo impegno per i rossoneri mercoledì 27 febbraio con la capolista a Cicatena. 3-0 che non ammette discussione, quindi grande vittoria del Bronte nei confronti dello Sporting Viagrande. E adesso sentiamo le parole anche di mister Catania, che vede ancora comunque la propria squadra nella griglia dei playoff. A fine partita per la 23esima giornata di campionato promozione Girone C, oggi il Bronte rifila 3 reti al Sporting Viagrande. Siamo con mister Gianluca Catania. Allora mister, dopo le
2 battute d'arresto nelle scorse giornate, si ritorna alla vittoria, si ritorna al sorriso in questo freddo pomeriggio d'inverno, possiamo dire così. La tua squadra è stata veramente impeccabile, ha avuto anche altre occasioni per andare a rete, a parte anche il rigore sbagliato. Ci riattacchiamo a quello che è il treno dei playoff, diciamo, perché siete adesso in sesta posizione mi pare, comunque a pari punti con il Carlentini a 37 punti, a soli 2 punti dalla terza in classifica. Sì, è vero, oggi era importante fare il risultato, rispondere dopo un periodo un po' di appannamento che è naturale, succede in tutte le squadre, è successo anche a noi, speriamo che sia passato e sia superato. Era importante fare 3 punti, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, giocando un'ottima partita, creando tantissimo, l'unica pecca è che non siamo riusciti a finalizzare tutto quello che abbiamo creato. Però devo dire bravi ai ragazzi perché hanno interpretato la partita nella maniera giusta e non era per niente facile. Per quanto riguarda la classifica, noi ci proviamo a stare dietro, davanti stanno correndo tantissimo e quindi noi ci proviamo ad attaccarci a questo carro e arrivare magari fino alla fine in quella posizione, sperando di poter approfittare di qualche passo falso di qualcuno. Però devo dire che noi, ripeto, ci stiamo divertendo, dobbiamo pensare a continuare a giocare partita dopo partita. Mercoledì andremo a giocare con la prima della classe e quindi sarà un impegno difficilissimo, però è chiaro che noi, come abbiamo fatto in tutte le partite, andremo là per giocarci la nostra partita e magari creargli qualche problemino. Alfio Torrisi vuole che io gli faccia una domanda ben specifica. Chi vincerà questo girone C del campionato di promozione? No, una domanda, io la voglio... No, nel senso buono, scherziamo, ci mancherebbe. No, ma ho detto prima che io una lotta a 2 sarà alla fine fra la Cicatena e il Pedara. Io vedo favorito il Pedara perché ha una rosa più completa, più forte su tutte le parti, però la Cicatena di quest'anno sta dando dimostrazione che sulla carta... La carta non conta, poi conta il campo, quindi... E Iemma sotto questo punto di vista ha modellato una squadra molto molto dura, arcigna, che si sa chiudere bene, che prende pochissimi gol. Oggi è la miglior difesa del campionato con gli stessi gol subiti nostri, quindi la Cicatena è una squadra che non concede nulla, concede poco. E quindi alla fine ha giocatori di esperienza come Daniele Costa che la prima occasione la mette dentro. Con l'esperienza che ha. E quindi diciamo che è una squadra poi allenata da Iemma, che è un allenatore di esperienza, ha fatto anche le categorie superiori e alla fine, però io penso che alla fine il Pedara ha una struttura, è una squadra più completa, una squadra più forte e soprattutto numericamente ha 2 squadre. Tra l'altro Sporting Pedara che è ancora in corsa anche per la Coppa. Certo. Chiudiamo il campionato di promozione con il girone D, 8ª giornata di ritorno, anche qui qualche partita rinviata, più di una partita rinviata, i risultati eccoli qui: New Pozzallo Atletico Scicli 2-2, Don Bosco 2000 batte Barrese 1-0, sospesa RG Caltagirone, rinviata invece Real Siracusa Belvedere Frigentini, pareggio tra Enna e New Modica 1-1, rinviata Megara Augusta Ragusa Calcio e Floridia Sporting Priolo. Ha riposato lo Sporting Eubea. Guardiamo velocissimamente la classifica, come tutti ben sanno guidata da Ragusa con 50 punti, 43 punti per Enna e Real Siracusa Belvedere, 35 per la New Pozzallo, 34 per il Caltagirone, 32 Sporting Priolo, 31 New Modica e Sporting Eubea, 27 Megara Augusta, 23 Floridia insieme alla RG, 20 punti per Atletico Scicli e Frigentini, 15 Don Bosco 2000 e chiude la classifica Barrese con 7 punti. Devo andare di fretta perché poi voglio parlare anche del bel campionato, della bella stagione del Valdinisi. Vi do subito i risultati o quantomeno insomma la bozza della classifica del girone A di prima categoria, dove l'Unitas Sciacca continua a vincere, tra l'altro una vittoria importante contro il Palermo Calcio Popolare per 2-1. Sottolineiamo la vittoria della città di San Vitolo Capo 4-0 contro la Colomba Bianca ed infine anche la sconfitta del Città di Cinisi con
con il Valderice per 3-1, mentre è andato a vincere contro il Gebellina per 3-1 il Città di Carini. La classifica, appunto, l'Unitas Sciacca in testa con 46 punti, con 37 Città di San Vitolo Capo, 36 per Città di Cinisi e Città di Carini, e poi via via tutte le altre. Proseguiamo, adesso parliamo dell'altro girone, del girone D, dove appunto abbiamo anche la presenza del Valdinisi. Guardiamo i risultati molto importanti, soprattutto per la squadra appunto del presidente Basile. Vittoria netta contro il Nike Torino per 5-0, vittoria anche però dell'Atletico Messina per 4-1 contro il Monforte San Giorgio. Guardiamo la classifica e da quello che stiamo guardando ormai da parecchie settimane vediamo sempre comunque questo percorso incredibile del Valdinisi, adesso in testa con 54 punti, 43 per l'Atletico Messina, 35 per il Città di Calatabbiano, 30 punti per la Juvelinia 1958, poi lo Zafferana con 27 punti, via via tutte le altre squadre. Possono già partire le immagini del Valdinisi. E Presidente, la domanda che ci sorge spontanea è della serie: a questo punto non parliamo di promozione, ma dobbiamo parlare di una vittoria quasi scontata di questo girone, perché bisogna essere, insomma, uomini di calcio ed essere coscienti che i punti sono esageratamente tanti. Fino a questo momento abbiamo un ottimo margine che ci consente di stare tranquilli, però io fino a quando la matematica non ci dà proprio per vincenti restiamo sempre con i piedi per terra, partita dopo partita andiamo a conquistare l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Stiamo guardando le immagini del recupero di mercoledì contro il Promende, dove si conferma ancora una volta che anche andare a vincere fuori casa in questi campionati, in questi campi che possiamo ben vedere non è che siano dei campi straordinari, è sempre molto difficile. Tra l'altro un infrasettimanale dove molti, chiaramente essendo dilettanti, probabilmente non sono neanche disponibili, no? Perché bisogna anche scontrarsi con queste realtà. La prima categoria rappresenta questo diciamo, gruppo di persone che vanno a giocare per divertirsi e che poi chiaramente durante la settimana hanno difficoltà ad essere disponibili per la partita. Certo, perché da noi, diciamo, non sono dei giocatori professionisti, anzi quello che fanno i ragazzi e quello che hanno fatto fino ad oggi c'è veramente da elogiarli, perché sono dei ragazzi molto seri, si allenano sempre con intensità, con voglia, non mancano mai, perché quella è una cosa importante, perché noi siamo sempre almeno 20 più presenti agli allenamenti. Questa è una cosa importantissima, perché in queste categorie anche queste cose alla fine fanno la presenza è fondamentale. È importante allenarsi e con costanza e con impegno. La vostra società è una società che è un po' all'avanguardia per la categoria. Io già da parecchi mesi dico sempre, una società di prima categoria, Alfio, che ha addirittura il suo merchandising da vendere per i suoi tifosi o per i simpatizzanti di una società, è sempre una cosa che ha del pazzesco, ma in positivo lo accogliamo, chiaramente, no? Presidente, perché questa cosa? Perché questa immagine positiva? Cioè, da dove nasce l'idea? Perché noi, diciamo, siamo una società numerosa, ecco, siamo circa un 16 dirigenti. Siete ecco, tanti? sì. Comanda solo circa lei oppure 16, tutte e 16? No, io diciamo che sono, ecco, in questo momento quello che la il rappresenta. rappresentante, Esatto. vabbè, ufficiale. Però siamo un gruppo molto unito, diciamo di circa 16 persone, in più poi c'è tutto diciamo, il contorno, lo staff, il magazziniere, il fisioterapista, perché noi rispetto alle altre stiamo cercando di creare una società professionistica nei dilettanti, quindi ai ragazzi cerchiamo di non farli mancare niente. Noi, si figuri, chi vuole lasciare i vestiti li laviamo anche, abbiamo la lavanderia, laviamo anche i vestiti ai ragazzi, che sono questo cose che io amo nei dilettanti, che sono cose che magari è il linguaggio che io amo, Presidente, è bellissimo in queste categorie magari si vedono meno.
l'abbigliamento diamo tutto, dalle Bene, calze all'accappatoio, bene, alla bene. maglietta termica, allo scaldacollo. E per un dilettante queste sono le Io cose penso più che belle. che i ragazzi alla fine siano abbastanza contenti Contenti. di quello che la società fa, perché noi cerchiamo, tutto quello che facciamo lo facciamo per i ragazzi. Bene. Per cercare ogni anno di fare quel passettino in più per migliorare dove abbiamo visto che ci sono state delle lacune negli anni precedenti. E le ricordo semplicemente che noi siamo una società giovanissima. Avete anche un bel settore giovanile. Nate circa 4 anni fa dalla fusione di due comuni che sono Aliterme e Nizza di Sicilia. Eravamo in difficoltà noi di lì, erano in difficoltà loro di Avete Nizza. unito le Abbiamo forze. unito le forze e abbiamo cercato di creare una società solida. Bene. Questa è la nostra, diciamo, la nostra cosa importante. È un bel punto di partenza. E però, ogni anno, devo dire che ogni anno aumentiamo il numero dei soci che Bene, si uniscono bene. a questo Ci piace discorso. questa cosa, Curiamo, ci piace. curiamo i particolari, come per esempio il merchandising, come dico, sono stupidaggini. Adesso abbiamo il mancherebbe cappellino, soltanto la abbiamo ciliegina, sciarpa, un bel campo, l'ombrellino. una bella struttura. Quello speriamo che il comune, so che c'è un progetto. Ma il comune di corso, Nizza in o di questo momento Aliterme? Il comune di Nizza, ma lo farà anche il comune quindi appena ci sarà la in possibilità. collaborazione, Perché bene. noi abbiamo un settore giovanile che gioca ad Aliterme ed è giusto che giochi Bene. che anche i ragazzini giocano in un campo con, diciamo, dotato di quello che siano i minimi siamo crismi. contenti tutti, perché quando nel calcio dilettantistico entrano queste belle realtà, insomma, la parola dilettante rimane, ma rimane anche un pizzico di professionalità che voi appunto quest'anno state rappresentando. Certo, Per chiudere, è importante per noi una delle figure più importanti, può sembrare assurdo, è il magazziniere. ma Cioè, non è- sono figure fondamentali per perché una se non hai società di quello, calcio. quello possibilmente ti risolve tante. Senta Presidente, per chiudere, ma avete paura dell'Atletico Messina in questo momento? No, paura no, però insomma il distacco Paura- mi sembra considerevole. Paura non ce l'abbiamo. No, perché tra l'altro sono stati gli unici a battervi. Sì, l'unica partita che abbiamo perso l'abbiamo persa con l'Atletico Messina, però diciamo che ad oggi non abbiamo subito nessuna ripercussione, perché dopo quella partita abbiamo vinto altre 4 sereni partite e tranquilli consecutive, penso su 19 abbiamo fatto 18 vittorie, penso che buona. la marcia sia È buona abbastanza la marcia. Poi paura, diciamo che non abbiamo paura di nessuno, ecco. Alfio, Solo di noi stessi abbiamo Alfio, ti paura. piace questo progetto del Valdinisi, di questo percorso in salita ormai da parecchi anni, due realtà che si sono unite, che hanno creato un bel gruppo di lavoro, un ottimo staff tecnico, sono delle cose che fanno bene al calcio dilettantistico. E come? Specialmente in prima categoria, dove di queste cose se ne parla poco, non ce n'è quasi non mai. se ne vedono proprio? Ancora in promozione ci sono squadre che arrivano mezz'ora prima al campo, E quindi è tutto dire. tutto dire. E questo faccio complimenti al Presidente e alla sua società e gli auguro soltanto di ufficializzare ormai questa vittoria. Ormai si deve solo ufficializzare. Grazie, Parliamo adesso del girone E del campionato di prima categoria, subito uno sguardo ai risultati di questa sesta giornata di ritorno. Russo Sebastiano Calcio Belpasso 2-2, Belpasso FC Calcio Giarre 0-0, Leosoc batte Città di Catania 2-0, Palagonia batte Mascalucia 3-1, Aci Bonaccorsi batte Militello Val di Catania 2-0, pareggio tra Città di Francofonte e Nisiana 1-1 ed infine Villaggio Sant'Agata batte Santa Lucia 5-0. Questa vittoria della Palagonia insomma conferma in questo momento il grande momento della Palagonia, che ormai insomma sta pilotando il suo percorso verso questa vittoria finale, soprattutto perché la Nisiana ha un po' mollato alle sue spalle. Guardiamola comunque questa classifica: Palagonia in testa con 47 punti, 39 per Nisiana, 33 per Russo Sebastiano, Belpasso FC e Villaggio Sant'Agata e poi 31 per l'Aci Bonaccorsi. Mi fate così con la mano come per dire forse sicuramente già fatta questo discorso, Presidente? No, dico che più o meno somiglia la classifica del vostro percorso con quella del nostro girone. Sì. Tenendo presente che il Palagonia però qualche partita l'ha persa, voi ne avete persa una, loro hanno anche pareggiato qualche incontro. Noi finora nessun pareggio. E quindi insomma in questo momento siete più avanti voi, però è anche vero che la stagione della Palagonia è stata una stagione molto molto importante. E chiudiamo questi risultati di prima categoria presentando
il tabellino della sesta giornata del girone F, guardiamolo insieme, eccolo qua. Città di Canicattini batte Pro Ragusa 3-0, pareggio tra Percicle e Città di Comiso 1-1, Noto batte Ferla 2-1, San Conitana Mazzarone 2-2, Rinviata Avola Portopalo, sospesi invece Virtus Ispica e Rinascita Netina, ed infine vittoria del Chiaramonte 4-2 contro il Vizzini. Vittoria che serve al Chiaramonte per confermarsi in testa con 42 punti. Guardiamo il tabellino, eccolo qui, Città di Comiso invece a seguire con questo pareggio a Scicli con 40 punti, 37 per il Noto che continua a salire in classifica, 32 per il Mazzarone, 28 per Scicli, 26 Città di Canicattini, 25 Portopalo, 24 per il Ferla, 20 punti Calcio Avola e Virtus Ispica, 19 per la San Conitana, 18 Pro Ragusa, 16 Rinascita Netina, chiude il Vizzini con 9 punti. E abbiamo chiuso a questo punto anche insomma i tabellini completi di tutti i risultati, quindi passiamo ai saluti. Iniziamo con Alfio che ci ha detto che il Pedara è un'ottima squadra, che loro non mollano, ma io non posso non farti una domanda per la prossima stagione. A prescindere da quale sarà il risultato, la vostra società è pronta per affrontare un campionato di vertice o addirittura un campionato di una categoria superiore? Cioè mentalmente sono già pronti per questo salto di categoria se dovesse arrivare? Ti sei ripreso nella parte finale. Sicuramente non saremo pronti per rifare la promozione. Dobbiamo essere consapevoli che naturalmente non è facile, chiaro, però abbiamo lavorato per andare in eccellenza. Il nostro obiettivo stagionale era fare playoff, una parte del campionato a dicembre con i nuovi acquisti e qualche risultato utile. Che poi sono risultati anche molto importanti per il cammino. Sì, e infatti dico, a dicembre abbiamo perfezionato la squadra e quindi abbiamo creduto, perché siamo stati a un passo anche dalla prima posizione. Poi purtroppo, ripeto, 4 punti non si possono regalare e qualche vicissitudine di troppo ci ha portato a ridimensionare un po', diciamo, la classifica, però noi... Tu ti ritieni soddisfatto comunque della tua stagione sin qui disputata? Se io con i 4 punti, senza i 4 punti di penalizzazione mi trovo eri ancora a pochi punti, punti dal Pedale. E quindi era tutto un altro discorso. Quindi siamo, penso, in pieno programma. Comunque è inutile piangere sul latte versato. Bravo, io bravo. Ho una rosa di giocatori importanti, una squadra che secondo me a formazione completa non può temere nessuno e quindi dobbiamo essere bravi e consapevoli a continuare a lavorare con la consapevolezza delle nostre forze e pensare di farci trovare pronti all'eventuale playoff per cercare di regalare al Presidente questa eccellenza che tanto desidera, che fa tanti sacrifici. Anche a Sant'Antonio Paese vuole l'eccellenza. Ma i tifosi che sono per noi importanti, ci sono sempre vicini, ma sì, soprattutto al Presidente, perché è una persona che mette tanta passione oltre che tanto sacrificio economico e alla fine abbiamo lavorato già dall'anno scorso per questo obiettivo che ci eravamo prefissati per farlo in 3 anni. In 3 anni. Però io sono convinto e consapevole che con la squadra che ho adesso non c'è alcun motivo per non tentare il salto già da questa stagione. Non c'è motivo per pensare all'anno prossimo, dobbiamo pensarci a quest'anno perché abbiamo tutte le carte in regola per andare in eccellenza. Bene, bene, mi piace questo ottimismo, fa un po' parte del tuo carattere e anche la tua squadra ha quel carattere. Io l'ho visto giocare al carattere della determinazione, che per una categoria così difficile è fondamentale, perché se tu scendi in campo con le gambe molli, insomma, le partite le perdi. Invece ogni partita, ogni scontro diventa sempre determinante. Se non c'hai però la mentalità, lo perdi puntualmente. Complimenti ad Alfio Torrisi, allenatore dell'Aci Sant'Antonio. Congedo anche a questo punto il presidente del Valdinisi. State pensando ad una festa? No, ancora è presto. Certo. Penserete a un grande momento di unione delle due realtà, Aliterme e Nizza di Sicilia. Sì, anche perché per noi è un traguardo storico. Storico per la prima volta sì, nel campionato né Nizza, di promozione. Né Aliterme sono mai stati fino alla prima categoria, sì, ma in promozione non sono mai stati. Quindi è un sogno che vogliamo regalare alle nostre comunità, sia Aliterme che e Nizza. Confermare che la provincia di Messina è sempre in continuo fermento. Sì, sì. E soprattutto ai nostri tifosi, perché comunque ci seguono costantemente tutte le domeniche, abbiamo un pubblico, devo dire, eccezionale,
anche di donne, di bambini, Bello, diciamo una bello, cosa, bello. venire da noi a puro. vedere una partita fa molto piacere. Ecco, si arriva in un ambiente bello, tranquillo, distensivo, non c'è quella... Che bella soddisfazione. Allora ci quel saluti. tipo di pressione che magari si può notare in altri posti. È vero, è vero. E ricordo soltanto una cosa che per noi è stata Sì? quella una cosa importantissima, che l'anno scorso in trasferta a Quadra Cicatera sono venute 400 persone. Ed era un numero considerevole. 400 persone in prima categoria, penso che sia difficile vederle Ricordo in che il trasferta. campo era attenzione. inagibile, c'erano tutte le persone Esatto. arrampicate. Purtroppo sono Beh, rimasti... quel campo sa benissimo che fine ha fatto in Sì, questa si è stagione, crollato pure, è crollato letteralmente. Dico, perché lo conoscevo perché ci ho giocato pure in lo quel so, campo, infatti, quindi lei lo conoscevo bene. è stato anche un giocatore importante della Cicatena, storico. Grazie Presidente, allora in bocca al lupo, Grazie in bocca a voi al lupo. per Ci l'invito. saluti tutto l'ambiente del Valdinisi, so che ci seguite in tanti e vi aspettiamo a questo punto per la festa finale, però non lo diciamo gridando, lo diciamo così in sottofondo. Grazie ancora Grazie a voi Ciccio per Basile. l'invito. Allora chiudiamo quindi la puntata odierna di Penalty, ricordandovi che questa la potete seguire anche in replica il lunedì sera a partire dalle 23:30 e la potete anche seguire in replica il martedì alle 20:30 sul canale 114 per la Costa Ionica di Persona TV, oppure on demand nella pagina Facebook Tortorici Ettore. Grazie come al solito alla regia guidata da Andrea Salerno, con il coordinamento tecnico di Roberto Di Marco e anche di Carmelo Sant'Angelo. Ringrazio come al solito anche l'editore Mirko Leonardi di Prima TV. Appuntamento con Penalty naturalmente la prossima settimana a partire dalle ore 18:30. Adesso vi lascio con la quarta puntata che racconta la Champions League, la coppa più importante del calcio che conta. Noi facciamo solo i dilettanti, però ci piace guardare le immagini anche e soprattutto del passato di una coppa importante come quella della Champions League. Grazie a tutti e buona visione.